Buonasera e ben ritrovati alla città che vorrei, quarto appuntamento del nostro approfondimento informativo in vista dell'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, quando saremo chiamati a rinnovare il Consiglio Comunale e il Sindaco della città di Vittorio Veneto. Come sempre siamo in diretta e vi segnalo fin d'ora che da questa settimana l'appuntamento con la città che vorrei sarà 2 volte alla settimana. E quindi concluderemo questa settimana con l'ultimo candidato sindaco per proseguire dalla prossima con la presentazione delle varie liste che sostengono i candidati. E dopo aver ospitato qui nei nostri studi della Tenda TV i candidati sindaco Mirella Bagliana e Giovanni Braido, questa sera con noi abbiamo il candidato sindaco Gianluca Posocco. Buonasera. Buonasera e grazie per l'invito. Ecco, come sempre diamo la possibilità ai nostri telespettatori di scriverci delle domande da porre al candidato sindaco Posocco. Lo potete fare come scrivendoci via WhatsApp o un SMS al numero che vedete in sovraimpressione, che è il 348 21 11 373. Prima di iniziare, come sempre, una breve presentazione del candidato sindaco. Gianluca Posocco ha 48 anni, di professione agente di commercio e assicuratore del settore agricolo e dopo un'esperienza da consigliere comunale ora è il vice sindaco uscente dell'amministrazione Miatto. Allora, Posocco, innanzitutto perché ha deciso di candidarsi a sindaco della città di Vittorio Veneto? Qualcuno una volta mi ha detto, o ha detto, la politica o la fai o la subisci, e io ho deciso di farla. E così il salto un po' naturale forse da vice sindaco, dopo questa esperienza, provare anche il gradino più alto. Diciamo che la scelta è stata ponderata, in questi anni il sindaco non può essere un uomo solo al comando, e avevo bisogno di una squadra di alta qualità professionale e adesso ce l'ho e quindi mi sento anche sereno, determinato per provare ad amministrare questa splendida città. E a proposito di squadra, quante e quali liste la sostengono? Allora ci sono 3 liste a sostegno della mia candidatura, che sono la lista di Tony Darè, una grande persona, una grande esperienza, che mi dà una mano, una grossa mano. La lista è la persona al centro per Gianluca Posocco e poi c'è anche la lista di Forza Italia, che ringrazio, che non era scontato che fosse con me. Ecco, la sua è una candidatura civica, però lei arriva da un partito, quello della Lega. Questo passo indietro dal partito com'è stato? È stato un passo indietro che è venuto naturale, spontaneo, indotto sì diciamo dall'espulsione di Tony Darè, che tanto ha dato al partito. Ricordo che nel 2019 la Lega aveva il 49,9%, è un partito che ha sempre parlato di autonomia e io sono un convinto autonomista, federalista, europeista, l'ho sempre detto, e adesso sono un po' così, sempre l'autonomia nel cuore, credo sempre nella bandiera di San Marco, però qualcosa è cambiato all'interno del partito e quindi niente, adesso siamo qui. A proposito, bandiera di San Marco, abbiamo appena visto le immagini della sua presentazione, c'era la bandiera di San Marco, c'era anche il simbolo, la bandiera di Forza Italia. Partito che prima ha detto si è schierato con lei e che ha anche segnato la rottura di un centrodestra unito a Vittorio Veneto, visto che nelle precedenti elezioni comunali c'era stata una coalizione. Ecco, Forza Italia quindi si è schierata con lei e come vede anche questa scissione del centrodestra? Beh, sta avvenendo anche in parecchi comuni limitrofi, vedo che il centrodestra è abbastanza diviso in molti comuni, ma al di là di tutto contano i rapporti in città ancora, sono rapporti veri, forti, anche di amicizia. Ci sono molte professionalità in Forza Italia, ci sono persone veramente in gamba, uomini e donne veramente in gamba. Abbiamo condiviso 5 anni all'opposizione durante l'amministrazione Tonon, abbiamo condiviso 5 anni in maggioranza, devo dire che il rapporto è buono, hanno deciso di
continuare con me, anche perché in teoria all'inizio dovevo essere io il candidato del centrodestra unito. Adesso sono qui, parliamo con gli stessi, ci confrontiamo sullo stesso programma e andiamo avanti. Lei arriva dai consigli di quartiere, è stata una buona palestra per avvicinarsi alla vita amministrativa della comunità vittoriese? Sì, è stata una grande palestra, un grande luogo di confronto. Io ero nel consiglio di quartiere della Val dei Fiori, però spesso ci confrontavamo con gli altri quartieri. Ricordo che una persona che poi ho avuto il piacere di trovarmi insieme in maggioranza, Maurizio Gomiero, lo conobbi proprio in una sera al consiglio di quartiere. Lui era nel consiglio di quartiere di San Giacomo, io della Val dei Fiori. E litigammo pure quella sera, tra l'altro, quindi è così. È stata una grande palestra che mi ha fatto capire tante cose e poi è maturato nell'esperienza amministrativa in città. E a proposito di maggioranza, abbiamo visto in questi ultimi consigli comunali una maggioranza che insomma si è sgretolata, i voti anche sono arrivati in modo un po' difficoltoso in questi ultimi 2 consigli. Come ha vissuto questa spaccatura? L'ho vissuta in maniera certamente triste perché abbiamo condiviso insieme un certo percorso, adesso si è sgretolato un po' il tutto, dispiace e quindi non la posso vivere bene, ma doveva andare così. E l'esperienza da vice sindaco di questi 5 anni le ha permesso di conoscere meglio tutta la funzionalità della macchina amministrativa, immagino? Sì, mi ha permesso, è stata una grande esperienza che mi ha permesso di entrare nella grossa macchina amministrativa burocratica del comune e dello Stato. Mi ha fatto fare esperienza, mi ha fatto capire che cose che io davo per scontato da fuori, in realtà quando sei dentro capisci perché si fa fatica a fare certe cose. Ho conosciuto però tanta gente, tante associazioni, il mondo dell'associazionismo, tanti bravi dipendenti, tanti giovani ragazzi arrivati da poco con tante idee, con tanta voglia di fare. E quindi io penso che il futuro della città con queste persone possa essere solo un futuro roseo. E entriamo allora nel vivo del suo programma elettorale. Diceva il futuro, i progetti insomma non mancano, ma le risorse, lei che è anche l'assessore comunale al bilancio uscente, ecco, che prospettive ci sono per i prossimi 5 anni? Sappiamo che in questi i vittoriesi e il comune hanno dovuto far fronte alle somme dei derivati, il prestito da restituire, ma nei prossimi 5 anni che verrà ci saranno risorse? Allora, sì, diciamo che davanti abbiamo 5 anni veramente, io dico che chiunque sia il sindaco, spero di esserlo io, avrà davanti da un punto di vista di bilancio una situazione veramente ok. Siamo arrivati 5 anni fa, il comune aveva 13 milioni di euro di debiti, li abbiamo ridotti del 65%, quindi il prossimo sindaco avrà veramente tutte le risorse tranquille per portare avanti i progetti che vuole. Da parte nostra partiamo comunque da risultati e valorizzare progetti che abbiamo fatto in 5 anni di amministrazione, importanti in ambito ambientale e turistico, in ambito culturale, sociale e dello sport. Posso fare alcuni esempi? Sì, parliamo allora dello sport, le progettualità che ha lei e la sua squadra. Beh, innanzitutto lo sport, la città è una città straordinaria da un punto di vista sportivo, ci sono tante associazioni sportive, mi sembra ho parlato delle oltre 110 vive, le manifestazioni sportive in città sono aumentate, sono state modificate ma sono aumentate, il settore dello sport è molto vivo e in città mi ha sorpreso una cosa, la gente non sa che abbiamo iniziato la costruzione del nuovo palazzetto dello sport. E questo l'abbiamo iniziato, quindi avremo nel 2026, grazie a un contributo importante della provincia di Treviso presso il campus scolastico, ma soprattutto con 600.000 euro che abbiamo messo come amministrazione, avremo a disposizione il nuovo palazzetto dello sport. Questo va poi però con tutta una serie di altri interventi, con la filosofia della palestra a cielo aperto che abbiamo impostato, e con delle altre problematiche di impiantistica che andranno risolte senz'altro.
Immagino problematiche impiantistiche, mi viene in mente la piscina comunale che l'abbiamo già anche sentita come priorità dagli altri candidati sindaco, immagino sia anche tra le sue di priorità. Beh, certamente la piscina comunale è uno degli obiettivi, ma di tutti i sindaci, ma per forza intanto il primo progetto è finanziato, cioè prima noi abbiamo ereditato un progetto dall'amministrazione Tonon relativo alla messa in sicurezza sismica e alla coibentazione della struttura, un progetto che nel pre-Covid, diciamo, era ipotizzato costasse 500.000 euro. Abbiamo fatto alcune modifiche, portato circa 700.000 euro di intervento, poi post-Covid, i prezzi sono saliti alle stelle, adesso è un progetto da 1.300.000 euro. I soldi sono in bilancio, sono finanziati con un mutuo tramite un fondo di credito sportivo, quindi che ti paga interessi zero, e in più c'è anche il discorso del pozzo che è già finanziato per utilizzare l'acqua della falda al posto dell'acqua potabile. Questo progetto e lo farà qualsiasi sindaco verrà eletto. Poi c'è da intervenire, piscina interna, piscina esterna, quindi ci saranno da fare ulteriori progetti per sistemare le piscine. È un intervento che va fatto, che ho preso per mano. L'assessore allo sport mi dispiace, ma qua parliamo comunque di opera pubblica, quindi interventi sopra i 150.000 euro. Quindi... Allora amico, due domande ci arrivano già dal pubblico. La prima dice: parlate spesso di sport, ma fate sempre riferimento al rugby e alla piscina. E le altre associazioni, firmato un'associazione sportiva di Vittorio Veneto. Allora, sì, si tira sempre in mezzo il rugby da anni e si tira sempre in mezzo le piscine, ovviamente per motivi, impianti vecchi, datati per le piscine, il rugby, grande società che ancora non ha il campo. Però il panorama sportivo della città è ampio, ci sono associazioni importanti in tutti i settori che ho imparato a conoscere e certamente tutti hanno bisogno di spazi. Mi ricordo anche quando sono arrivato il problema dei pattinatrici, per dire, queste società di pattinaggio non avevano un posto dove allenarsi. Vi ricordo l'acquisto del capannone da Tenso Struttura, che adesso è sull'area del ex Victoria, che funziona, che va bene, l'abbiamo acquistato per dare un po' sfogo a queste associazioni sportive. Adesso mi auguro che col nuovo palazzetto dello sport si possa gestire meglio anche le nuove associazioni, tutte queste associazioni, perché si liberano degli spazi. Un altro problema, senz'altro da mettere mano, è la palestra Giuseppe Bortoluzzi, in cui là non ci sono riuscito e sono anche arrabbiato con me stesso, perché là c'è un intervento da fare alla pavimentazione, senz'altro anche quella è una delle priorità, perché anche là dobbiamo intervenire e sistemare, perché quella palestra necessita veramente di essere presa per mano. Ecco, lei prima parlava anche di lavori pubblici, ci arriva a proposito un'altra domanda da un telespettatore, Luigi. Dice: accusate il vostro assessore ai lavori pubblici di non essere stato in grado di programmare e mantenere l'ordinaria manutenzione. Ma come mai non siete riusciti a risolvere la situazione? Come mai l'assessore è rimasto in carica? Allora, come dire, sì, all'interno dell'amministrazione del Consiglio Comunale ci sono anche i partiti politici, diciamo così. La forza di maggioranza in Consiglio Comunale è comunque la Lega Nord con 6 consiglieri. Al di là di tutto, sostituire o meno un assessore è sempre brutto arrivarci, ma comunque poi è la politica che decide, che interviene. Chissà gli equilibri politici all'interno delle varie maggioranze, sai che molte volte c'erano obiettivi importanti da portare a casa, come tipo approvare il PAT, quindi magari dici andiamo avanti perché comunque abbiamo delle cose importanti da portare a casa, perché altrimenti rischiava di andare a casa tutta la giunta, già prima. Ecco. E parliamo di sociale, è un tema caro alla sua squadra, tant'è che anche una delle liste si chiama La persona al centro. Ecco, come lo declinerete? Il sociale è un settore che ha funzionato alla grande. Ricordo che in 5 anni di amministrazione, 2 anni
diciamo, sono stati condizionati dal grosso problema del Covid. E devo dire, e qui ringrazio tutto il settore sociale, l'assessore Caldart, che ne siamo usciti in una maniera eccelsa. Veramente, veramente sono stati 2 anni col Covid che me li ricordo, se ci ripenso mi vengono i brividi. Il sociale era coinvolto al 1000%, sono stati grandissimi, sia tutti gli operatori, operatrici e l'assessore, mi ricordo. Quindi raccogliamo l'esperienza di anni di amministrazione, ci mettiamo nel programma degli interventi specialmente per le giovani coppie, ne cito uno. Ci sarà in bilancio una cifra di 50.000 euro per un contributo alle persone giovani, un contributo di 150 euro al mese per 12 mesi per chi decide da fuori di trasferirsi a Vittorio Veneto. Questo per favorire anche che la città venga ripopolata da persone giovani, mantenendo gli interventi comunque che facciamo già, quindi gli interventi nei doposcuola per il trasporto scolastico. Abbiamo aperto al Quadrilatero lo sportello Infofamiglia che funziona bene, e quindi da un punto di vista sociale stiamo veramente facendo bene. Ricordo i centri estivi che hanno fatto i click day in giro di un'ora, credo, centri estivi gestiti bene e anche con un costo contenuto. Nel sociale andremo a creare l'assessorato al terzo settore, perché tutte le figure del terzo settore c'è bisogno di coprogrammazione e coprogettazione di queste figure. È un qualcosa in più che si aggiunge all'assessorato, comunque all'assessore del sociale. Un'altra domanda dal pubblico: molti giovani accusano che i costi delle case sono molto alti a Vittorio Veneto e non si trovano case in affitto. Se diventerà sindaco, cosa farà? Allora, bella domanda. Innanzitutto rivalutiamo l'immagine della nostra bellissima città. Allora, la nostra città è una delle poche città, lo dico a tutti, che ha 3 uscite in autostrada, 2 stazioni ferroviarie, in 40 minuti sei in aeroporto, in 1 ora sei a Venezia e in 1 ora sei a Cortina. Ha la zona industriale, una delle più vaste del Veneto, con industrie, imprese a livello mondiale. Tant'è che ci vanno a lavorare 6.000 persone. Quindi da un punto di vista ambientale è al top, la qualità dell'aria è una delle migliori della provincia di Treviso, ma lo vediamo tutti, specialmente nelle giornate d'inverno, quando parti da Vittorio col sole, bello, ventilato, arrivi prima di Conegliano, un nebbione e ti porti la nebbia in tutta la pianura padana. Quindi innanzitutto far capire alla gente quanto bella è Vittorio Veneto, quanto comoda sia Vittorio Veneto. Dopo c'è un po' di disordine urbanistico, una città vecchiotta, con tanti immobili, tanta gente che si è trovata in carico degli immobili che non riesce a ristrutturare. Allora, contributo per abbattere questi immobili, ok? Quelli vecchi. Un contributo a patto che quest'area rimanga verde. Si maturano dei crediti edilizi da mettere tramite il piano di interventi che andremo a fare adesso che abbiamo approvato il PAD, per creare dei quartieri ben serviti a misura di giovane, o per l'affitto o per appartamenti per giovani coppie, per creare questi quartieri in modo da attrarre la gente a venire ad abitare. C'è un problema di affitti, è vero, c'è un problema di case, è vero, cerchiamo di sistemarle da questo punto di vista. Tra l'altro, apro una parentesi, in questo discorso di abbattimento dei vecchi immobili rientra, come ho detto il giorno della presentazione, la vecchia Cosmo, che in base alla legge regionale 2017 andremo ad abbattere con contributo regionale la vecchia Cosmo e creeremo un'area verde in centro alla città. E a proposito di edifici, parliamo quelli comunali, vuoti, Villa Papadopoli, lei che progettualità ha per questa grande vecchia residenza cenedese ormai fatiscente? Allora, la progettualità, cerco di spiegarla, rientra
in una progettualità più ampia per il quartiere di Ceneda, che coinvolge la piazza, la biblioteca, la rotonda e poi la villa. Questo progetto verrà probabilmente presentato a Ceneda una nelle prossime serate. Allora, parto dalla piazza o... Come vuole. Allora, Tanto vediamo sì. le immagini che ci contestualizzano. Allora, nei primi giorni, diciamo, se diventerò sindaco, la prima cosa che farò è la sistemazione della Fontana del Cardinale. Al Museo della Battaglia, sapete che c'è un ciottolato, Sì. là verranno fatti 3 bei gradoni a scendere, in modo da, diciamo, dare un po' più di dignità al luogo, in modo da utilizzare poi anche quei gradoni per fare delle manifestazioni in piazza estive. Quindi fontana, gradoni, il ferro di cavallo verrà un attimo sistemato, lo chiamo ferro di cavallo per capirci, verrà sistemato un restauro, insomma, per dare un po' di bellezza. La piazza al momento non si tocca perché non sappiamo dove mettere le macchine. Se togliamo le macchine dalla piazza mi chiudono le attività produttive, quindi ancora non abbiamo. Ho le idee di come fare, portare via le macchine e sistemare la piazza, ma non è ancora il momento. Interverremo poi subito sulla biblioteca. Abbiamo la soluzione per ampliare la biblioteca lì dove sta. Sì. E quindi questo sarà una cosa che faremo nei primi 6 mesi. La progettualità poi futura è di intervenire con un restauro conservativo intanto della villa, per fare in modo che non crolli, e da lì andarci a lavorare. Fermo restando che se arriva uno con i soldi che la vuole comprare, benissimo, con un progetto, con un accordo pubblico-privato, benissimo. L'idea, che è un progetto che riguarda comunque più amministrazioni, il problema della biblioteca te lo so risolvere in 6 mesi, il problema della fontana te lo so risolvere in 6 mesi, tutto il resto ci vogliono anni, però la mia idea è portare poi in futuro a Villa Papadopoli la sede delle associazioni, al secondo piano, pensare al primo piano anche una sezione più ampia del museo archeologico, creare degli uffici al terzo piano e alla rotonda portare la biblioteca. Però, ripeto, questo progetto lo illustreremo bene in una serata apposta. Ad hoc. Non ci anticipa però con che risorse fare questo intervento, perché immagino, insomma, abbiamo sentito prima il bilancio al momento sta bene, però non ci sono le risorse necessarie per un simile intervento. Allora, biblioteca non ci sono problemi di risorse, nel senso, sistemo il problema subito perché ci sono le risorse immediate per sistemare fontana, dar dignità un po' alla piazza e la biblioteca non c'è problema. Il resto abbiamo, con l'intervento, un restauro conservativo e così, le risorse ci sono, ci vuole un po' di tempo. Non si spendono, non abbiamo ancora i 15 milioni famosi di euro da spendere per sistemare tutto, ma devi pur partire. Sempre, sottolineo, se arriva qualcuno e vuole la villa, siamo qui. Ok, quindi non viene meno la possibilità eventualmente di cederla se ci sarà. Assolutamente. E a proposito di contenitori vuoti, un'altra domanda dal pubblico, la Maffil cosa ne farebbe? Di fatto un deposito comunale, se lo vendesse come risolverebbe questo problema? È un problema perché tutti parlano della Maffil, venderla, dentro è un contenitore molto pieno, che ci sono i magazzini comunali, quindi devi veramente trovare eventualmente l'alternativa dove spostare tanto materiale che c'è all'interno della Maffil. Sinceramente al momento ci sto pensando, ma non ho la soluzione a questo problema. Arrivano ancora parecchie domande dal pubblico. Allora, per essere periferia competitiva dobbiamo migliorare i servizi attuali, ci scrive un telespettatore. Banalmente siamo l'unica cittadina della provincia che vede l'ufficio postale centrale chiuso il pomeriggio. Abbiamo una stazione centrale priva di pensiline, di sottopassaggio e con marciapiedi non adeguati agli attuali treni. La zona industriale più grande della provincia priva di collegamenti pubblici con il centro città. La nuova amministrazione si impegnerà con gli organi preposti a sollecitare in tempi rapidi una risoluzione a queste annose problematiche? Annose problematiche, ha detto bene. Poste, parto dal dire che il consigliere Sant'Antonio, l'attuale Presidente del Consiglio, sta combattendo su questo tema, sta scrivendo, sta veramente cercando di
Dismuovere un po', è un problema vero. Ringrazio Paolo che si è preso a cuore, ha scritto più volte, è un problema da affrontare. Per la zona industriale, sì, è nel programma. Intanto il programma, io lo chiamo, è una città nella città, perché ci lavorano 6.000 persone. Senz'altro c'è da trovare l'intenzione è di parlare con un referente in area industriale. So che si stanno organizzando e quindi un dialogo tra comune e area industriale può far bene a creare poi sinergia per portare avanti dei progetti, una sistemazione. Mancano servizi, la viabilità è quel che è, i trasporti, come sottolinea il telespettatore, bisogna fare anche lì. C'è il problema della bretellina, che spero anche quello di risolvere per tirar via il traffico pesante da via sotto le rive e via Cadelivera, e questa credo che sarà anche questa che andrà a risolversi anche questo problema. E poi c'è tutto il discorso delle ferrovie e l'annoso discorso del passaggio del sottopasso, che dobbiamo lavorare anche su questo. Sì. E interviene da casa un telespettatore, si riferisce a quanto ha dichiarato prima sui lavori di Ceneda. Dice: perché i lavori a Ceneda così semplici che si possono fare nei prossimi 6 mesi non sono stati fatti fino adesso? Una cenedese. Perché adesso te li propongo io, nel senso che sono convinto e finalmente dopo esserci confrontati con dei progettisti, architetti e così, la soluzione si è trovata. Il sindaco ci ha lavorato tanto, cioè le soluzioni adesso ho banalizzato un po', però per trovare una soluzione perfetta, secondo noi, devi percorrere tante strade. Ne abbiamo percorse tante di strade e adesso abbiamo proprio la soluzione del problema biblioteca, certamente, intanto. Un'altra domanda: sono un cittadino di 25 anni che pur lavorando all'estero segue con passione tutte le vicende che riguardano la città natale, in cui dice torno spesso appena posso. Vorrei chiedere al candidato sindaco Posocco, siccome qualcun altro si è presentato con proposte di brevissimo termine come lo stoppare i bus, scusate, era un inciso dialettale delle strade, se lui avesse in mente una serie di iniziative più lungimiranti per rendere Vittorio Veneto nuovamente attrattiva per i giovani che, come me, per svariati motivi sono dovuti emigrare all'estero. Bella domanda. Abbiamo parlato prima di come attrarre i giovani tramite un aiuto, ai giovani sotto i 36 anni. Senz'altro bisogna parlare di bene della nostra città, sento anche l'ultimo consiglio comunale, qualcuno, mamma mia, ha detto se ci sentono da fuori Vittorio passa la voglia di venire a Vittorio. Invece no, siamo una città bella, siamo anche patrimonio UNESCO su certe zone, c'è lavoro, ci sono tanti vittoriesi che sono leader in aziende all'estero e che avrebbero una voglia matta di tornare a Vittorio Veneto a spiegare ai giovani nelle scuole quanto bella è Vittorio Veneto e cosa poi bisogna fare comunque per diventare quello che sono diventati. Quindi Vittorio Veneto deve essere attrattiva, lo è, e ci sono delle azioni appunto per fare. Ci sono azioni dal punto di vista, secondo me il piano urbanistico che abbiamo aiuterebbe tanto, creare intanto l'abitazione per i giovani coppie. E poi il lavoro è quello che ti fa rimanere sul territorio. Ecco, c'è scritto un giovane che nonostante abiti all'estero continua ad essere interessato alla propria città. Sappiamo che c'è un po' di disaffezione però a livello generale dei giovani verso la politica o comunque l'impegno civico. Questo lei lo sta toccando o dall'altro è riuscito a coinvolgere giovani? Ma dirò, i giovani sono tanti, sono belli, li frequento. Per dire, quest'estate sono andato un paio di volte a vedere, fanno il giovedì sera al Marco Polo le serate, dove sono tutti i giovani, penso che il più vecchio avesse 20 anni meno di me, per capirci. È un piacere vederli perché si divertono, le famiglie sono contenti perché comunque si divertono in città, quindi non vanno fuori. Ultimamente mi stanno arrivando dei messaggi, ma trovo anche le persone giovani che dicono non ho mai votato. Però questa volta potrei votare.
perché abbiamo dato un po' di vitalità, un po' di frizzantezza a questa città. Manifestazioni ne abbiamo fatte tantissime. L'altro giorno il comandante dei vigili mi diceva che nel 2023 a Vittorio Veneto sono state fatte 181 manifestazioni. 181 manifestazioni. Da qui anche la necessità, mi collego, di creare lo sportello eventi a Vittorio Veneto, anche da favorire gli organizzatori. Un organizzatore di evento non può andare dai vigili a fare una domanda, attività produttive farne un'altra, ufficio cultura o turismo farne un'altra, poi passare all'ufficio tecnico per le transenne che puntualmente gli viene detto no, devi andare all'ufficio sport. No, uno sportello eventi dedicato, perché gli eventi a Vittorio Veneto vanno fatti, ne vanno fatti tanti, nel rispetto di tutti, però bisogna aiutare anche gli organizzatori, perché altrimenti se non ci sono loro non si può fare niente. Ci fermiamo per una breve pausa e rientriamo tra poco. Rieccoci in studio, La città che vorrei. Abbiamo ospite questa sera il candidato sindaco Gianluca Posocco. Proseguiamo insomma il nostro viaggio nel suo programma elettorale. Durante pochi mesi fa, insomma, la sua amministrazione, quella del sindaco Miatto, ha acquisito al patrimonio comunale il Teatro da Ponte. Ecco, quali sono le progettualità future per questo immobile che è ora di proprietà comunale? Sì, è stata una grande operazione. È stata una grande operazione e adesso siamo proprietari del teatro. Una città col patrimonio artistico e culturale che ha Vittorio Veneto, con i progetti nel settore, con i progetti culturali che ci sono, aveva bisogno di un teatro. Siamo orgogliosi di averlo acquistato. Ci sono state polemiche per il prezzo su e giù, ma se vuole ne parliamo, non è un problema. E al di là di tutto adesso c'è qualcuno che lo gestisce, che imposta delle stagioni teatrali, è un posto per incontri, per eventi, e adesso fra poco avremo il Corale, che è un grande evento. Vi anticipo una cosa bellissima per la valorizzazione della figura di Lorenzo da Ponte. A fine agosto ci sarà un grandissimo festival che richiamerà persone da tutto il mondo e turisti da tutto il mondo. Quindi ve lo anticipo qua stasera, veramente. A proposito di turismo, ci chiede un telespettatore, l'UNESCO è una grande opportunità, ma soprattutto su questo tema ha ricevuto molte critiche la vostra app sul turismo.
chiede: non è che avete buttato i nostri soldi? Come intende agire per rendere Vittorio Veneto un luogo di interesse? Beh, ha detto bene il telespettatore, UNESCO è una grandissima opportunità se la sappiamo cogliere. Il discorso, però, prima dell'area UNESCO comunque erano partiti, grazie al lavoro di alcune associazioni, il progetto Naturalmente Vittorio Veneto. Il progetto Naturalmente Vittorio Veneto è partito nel 2019, ha consentito di tabellare circa più di 55 km di sentieri e mettere in rete sia i percorsi sia tutto quello che c'è da vedere a Vittorio Veneto. Rieccoci in studio, c'è stato un blackout improvviso che ha colto tutti di sorpresa, non era mai accaduto, ci abbiamo anche riso, abbiamo detto magari un contestatore Esatto. del candidato sindaco Posocco che è sceso nei meandri e ha abbassato l'interruttore generale. Comunque siamo di nuovo qui e riprendiamo, sono le 21:39, quindi recupereremo quei minuti persi e stavamo parlando, mi pare che si era già anche abbastanza concluso il tema, quello dell'app. L'app, eravamo ha ragione. Sì. L'app rientrava poi nel progetto complessivo dopo Naturalmente per cercare di mettere in uno smartphone il tutto per aiutare i turisti. È stata contestata da qualcuno, ma è stata apprezzata da altri. Tra l'altro l'ultimo passaggio che abbiamo fatto abbiamo inserito anche il percorso, quello delle panchine contro la violenza sulle donne, quindi è stato anche un bel messaggio per la gente. È uno strumento che va utilizzato. Potevamo spendere meno se pensavamo al progetto complessivo all'inizio, facendolo per step, sono andati su un po' sui costi, ma non sono soldi buttati assolutamente, anzi, in un territorio dove se impariamo a fare squadra tra i 15 comuni UNESCO otterremo tante soddisfazioni, perché non dobbiamo più ragionare come Vittorio Veneto, ma dobbiamo ragionare come un turismo importante che riguarda i 15 comuni. Stanno arrivando tanti turisti. Il turismo in Veneto è aumentato del 15% negli ultimi 2 anni e l'aumento si è verificato quasi tutto in area UNESCO. Tra l'altro anche il percorso, il cammino da Vidoro a Vittorio Veneto, stanno arrivando sempre più turisti. È un qualcosa che nei prossimi anni vedrete che ci accorgeremo dei benefici. Allora, diceva prima il nostro giovane telespettatore che non bisogna solo pensare a stroppare i bus, però ci arrivano 2 domande da 2 telespettatori, tutti e 2 evidenziano il fatto che le nostre strade ormai sono ridotte a delle mulattiere, una vergogna, e quindi cosa fare per queste strade? È in programma qualcosa? Sì, allora diciamo, in certi settori non abbiamo brillato in questi anni, è stato un problema secondo me che si può risolvere perché è stato un problema di programmazione e organizzazione soprattutto. Le risorse ci sono, già ci sono quelle del 2024 da spendere per le asfaltature, anche se devo dire la sincera verità, abbiamo avuto una frana importante in via delle Perdonanze dove dobbiamo intervenire. Ciò non toglie che con l'avanzo che siamo andati a provare l'altra sera sul rendiconto già possiamo partire con altre asfaltature. Ricordo a chi ci sta ascoltando che con 250.000 euro si asfaltano 2 km di strada, così perché uno sappia. Un metro di misura. Si interverrà senz'altro nel decoro, posso fare degli esempi su cose che mi stanno a cuore da risolvere subito. C'è via Roma, devono partire i lavori, potevano partire, ma devono partire. Sta Benedetta via Martiri. Sì, qui abbiamo sempre la nostra telespettatrice Fiorella che Eccola. ogni candidato sindaco chiede cosa intendete fare per via Martiri. Là c'è da intervenire proprio dove si vede, là senz'altro, perché è un centro storico, non si può lasciare così. Le risorse ci sono, con la prima variazione di bilancio si mettono subito i soldi per questo intervento, quindi contiamo di partire. Poi ce ne sono da fare da un punto di vista di recupero delle strade cittadine, stroppare le buse, sì. È un discorso, ripeto, di programmazione e organizzazione. So come fare intervenire,
E ripeto, non è un tema che mi spaventa, anche se capisco che la gente questo lo vede, perché anche dai nostri, con la lista, la persona al centro abbiamo lanciato i questionari online a cui hanno risposto in tantissimi, e il problema della situazione del decoro delle strade è più o meno, ogni persona ce lo sottolinea. E a proposito di decoro, anche sicurezza, dice una telespettatrice: come pensa di risolvere il problema delle zone buie di Vittorio Veneto dove ci sono spacciatori e bulli che danno fastidio? Allora, zone buie ce ne sono. Quando sono arrivato c'era una grande zona buia che era la pista d'atletica, se vi ricordate, lungo la ciclabile, là dove c'è il ponte in legno. Lì quella volta sono stato criticato perché ho tagliato la siepe, vi ricordate le polemiche, però abbiamo risolto un problema. Le zone buie della città ce ne sono, vanno col project che abbiamo, che doveva andare in consiglio comunale, uno dei punti degli ultimi consigli comunali. Noi saremo in grado di sostituire in pochissimo tempo 6.000 punti luce in città, mettendo tutto a LED, e quindi riaprire anche quelle lampade, quei punti, quei lampioni, che adesso per esigenze purtroppo sono lampioni che consumano tanto, per esigenze abbiamo dovuto spegnere. Quindi senz'altro una cosa che era un punto che doveva andare in consiglio comunale, e quindi il prossimo sindaco se lo troverà come primo punto al consiglio comunale, e quindi 6.000 punti luce verranno sostituiti immediatamente. E quanto alle frequentazioni, qua dicono i bulli che danno fastidio, penso anche alla situazione che si è ingenerata lì al Quadrilatero, ma anche in stazione delle corriere o dei treni. Sì, stazione del corriere sono andato anche oggi a vedere, sono sempre gli stessi, Quadrilatero, stazione dei treni, vanno giù vicino al Meschio, sul ponte là del Meschio, sono sempre loro. La prima cosa da fare è chiamare un incontro prefetto, polizia, carabinieri, per cercare di risolvere, perché veramente qualcuno dice non fanno niente. No, non è vero che non fanno niente, fanno, e quindi da intervenire. Abbiamo il progetto della videosorveglianza, lentini a portarla avanti, però è un grande progetto e anche quello ci aiuterà. A proposito di Quadrilatero, commercio, abbiamo visto nei giorni scorsi ha riaperto una delle vetrine buie che si è animata con la libreria Il Treno di Bogotà. Ecco, quali azioni mettere in atto per rilanciare anche il commercio cittadino? Cosa può fare un'amministrazione comunale? Tra l'altro al Quadrilatero venerdì prossimo, credo, ci sarà un'altra manifestazione organizzata dagli gestori, dai negozianti, per cercare di portare gente al Quadrilatero e valorizzare l'area. Sono bravi perché ci credono, e i risultati comunque si sono visti. Sì. E i risultati si stanno vedendo. Cosa può fare l'amministrazione? Sì, l'amministrazione non è che io l'ho detto anche in consiglio comunale, qua si tratta di attuare politiche più di ampio respiro, più nazionali. Il commercio è cambiato, è complicato, è cambiato il modo della gente di spendere i soldi, di fare acquisti. In città vediamo che molti negozi vanno bene, sono negozi che hanno prodotti belli e sanno lavorare, altri settori sono veramente in sofferenza. Cosa può fare l'amministrazione? Beh, abbiamo parlato per dire di 181 eventi in città nel 2023. Con le associazioni di categoria confrontarci un attimo, dire c'è quell'evento là, facciamo in modo che il negozio rimanga aperto? Cioè leghiamo di più gli eventi in città che richiamano le persone al discorso anche apertura dei negozi. È possibile, non è possibile? Non lo so, si parla, ci si confronta e si vede. Questa potrebbe essere un qualcosina. Ripeto, tutto deve partire però da politiche più ampie. Il confronto con i commercianti va sempre fatto, tipo sulla chiusura di Serravalle. Quante volte mi sono scontrato con i commercianti di Serravalle? Avevano ragione loro. Io sono arrivato in maniera presuntuosa a dire si chiude tutto così arriva la gente e così. Non è così. Perché? Perché a Serravalle ci sono delle attività produttive che nulla hanno a che fare col discorso turistico, quindi è giusto magari chiudere Serravalle ascoltando i commercianti, magari chiudere a orari in cui certe attività produttive non lavorano. Quindi il confronto con commercianti e associazioni di categoria per trovare le soluzioni senz'altro è importante.
Mi viene in mente questa nuova iniziativa che lancerà a fine maggio del mercato serale a 17 maggio. Serravalle. Sarà un'ulteriore, insomma, sperimentazione. È un'altra sperimentazione. Vediamo cosa riusciamo. Mercato Serravalle dalle 19, ecco come orario, alla sera. Vediamo se può funzionare, se può chiamare altra gente in città a Serravalle. Spostiamoci a nord della città, ci arriva una domanda che chiede che progetti di sviluppo prevede per la Valle Appisina? Grande valle, gran territorio, ormai la spiaggia del Lago Morto è diventata la spiaggia dei Vittoriesi, strafrequentata. Là c'è un bel progetto, grazie al lavoro anche qua dell'assessore Fasan, che ha combattuto per la sua valle. C'è un progetto PNR da 1.200.000 euro che prevede la sistemazione di varie aree della valle, che vanno dai Laghi Blu piuttosto che intorno al Lago Morto, intorno al Lago di Restello. C'è un progetto della ciclabile, famosa anche ciclovia Amicizia, che scende dall'Alpago e va verso Serravalle, però senz'altro la prima cosa da fare, che farò se sarò eletto sindaco, è l'acquisto di questo benedetto parcheggio al Lago Morto. C'eravamo quasi, avevamo individuato l'area, non ci siamo riusciti a comprare questo terreno perché non abbiamo avuto il tempo materiale di finire le famose carte. La prima cosa da fare per la Valle Appisina, intanto che tutto il progetto PNRR va avanti, è acquistare il terreno per dare spazio, dignità a tutti i vittoriesi e non solo, che vanno al Lago Morto durante l'estate, e non solo ormai, perché vedo che tutte le stagioni c'è sempre tanta gente. Sì. Dalla Valle Appisina alla Val dei Fiori ci arriva da casa un'altra domanda. Ogni qualvolta si avvicinano le elezioni comunali si assiste a un fermento di lavori come la realizzazione della pista ciclabile che va verso Cozzuolo, realizzata in prima battuta dall'amministrazione Tonon e ora dall'amministrazione uscente. Sia il caso di fare le elezioni ogni 2 anni? Bella domanda. Allora, i lavori che stanno facendo a Cozzuolo dovevano essere fatti 2 anni e mezzo fa. Ecco, tanto per dire. Sono un investimento, non mi ricordo bene, di 30.000 euro, però i lavori potevano partire 2 anni e mezzo fa. Facendo questo, diciamo, la gente dice fate i lavori sotto elezioni. Per la Val dei Fiori c'è un altro bel progetto invece, il cui progetto di massima è stato concluso i mesi scorsi, è la pista ciclabile che sale dalla farmacia, dal casello autostradale verso Carpesica, verso la famosa riva di Vianello. Abbiamo fatto il progetto, dobbiamo trovare i soldi, però c'è il progetto per la prima volta di questa ciclabile. Poi una cosa che devo fare subito è rifare la convenzione per la gestione del Parco San Valentino. C'è questa associazione a Cozzuolo, l'associazione di ragazzi che tengono puliti, che tengono in una maniera meravigliosa il parco. Purtroppo fanno del volontariato adesso, c'è da rifare la convenzione, quella è una delle convenzioni con le associazioni che gestiscono aree pubbliche, sarà una delle prime cose da fare quando sarò sindaco. Allora, ci arriva proprio una domanda da Larry. Negli ultimi 2 anni non sono stati corrisposti contributi ad alcune associazioni che hanno gestito il verde pubblico, facendo avanzo di bilancio. Non so se si riferisca anche a quest'area. Cosa farete in futuro? Bravo, mi dispiace. Mi spiace, a Cozzuolo in particolare hanno donato all'amministrazione un bellissimo gioco per bambini e mi dispiace sentire queste domande perché per 2 anni non abbiamo rinnovato le convenzioni. I soldi che c'erano, 25.000 euro, sono andati in avanzo e qua bisogna, la cosa da fare oltre a chiedere scusa, è da rinnovare le convenzioni a queste associazioni. Sì, il capitolo non era... sì, vabbè, mi taccio. Altra domanda, e leggo proprio in diretta perché arrivano a raffica.
Perché non ha ritenuto opportuno scusarsi in relazione ad un manifesto che metteva un candidato sindaco non consigliere e da 15 anni lontano dalla politica come responsabile della vostra attività? Penso si riferisca al post su Facebook Ah, sì, mi ha in cui colto di compare. sorpresa e se avete visto che io in quei giorni sono andato a fare, ero in Toscana, avevo una gara programmata perché ogni tanto mi piace correre, e sono arrivato e tutto era già stato fatto, non ne sapevo nulla. Mm, d'accordo. E proseguiamo. Chiede un altro telespettatore, egregio candidato sindaco, potrebbe spiegarci meglio la scelta della sua lista dei consiglieri? Quanto può ritenersi convinto che questa lista la possa rappresentare al meglio in consiglio comunale? È sicuro di non essere screditato da queste scelte? Scrive così, senza ulteriori dettagli. Non ho capito la domanda, ma provo a rispondere. Allora, io credo di avere 3 liste con persone veramente di alto spessore professionale, persone che nella vita hanno dimostrato il loro valore nella vita sia lavorativa che associativa. E allora l'invito che faccio a tutti è adesso, quando verranno pubblicate le liste di tutti i candidati sindaco, di analizzare bene il curriculum di tutti i candidati e poi giudicare, perché ce li fanno fare, ce li fanno pubblicare, e analizzare e uno rendersi conto di che persone andranno poi a votare, perché è giusto. Certo è che se in ogni lista ci sarà qualcuno che a uno sta più simpatico dell'altro e l'altro meno simpatico, però devono secondo me fare un discorso di valutazione complessiva. Ecco, in caso di vittoria, quale sarà la prima azione simbolica che vorrà fare da sindaco di Vittorio Veneto? La prima azione, ce ne sarebbero tante da fare. Se abbiamo sentito già delle Ne sono tante priorità, da delle fare. cose Allora, per a me quartieri. interessa innanzitutto sistemare variazioni di bilancio subito, partire col progetto Ceneda, partire con Via Roma e partire con mettere le risorse per vie importanti come Via Martiri. Bisogna farlo. Senz'altro poi ci sono tutti gli eventi estivi da far partire, mi riferisco a tutte le manifestazioni sportive, ultracycling, il meeting di atletica, la sagra di Sant'Augusta, il vintage, la festa dello sport, i burattini, la festa delle famiglie, la festa del cioccolato. Bisogna un attimo sistemare. Ce ne sono tante cose da fare subito in breve tempo e che sono fattibili e si possono chiudere in pochissimo tempo. In caso di vittoria, qualche idea già per la sua giunta? Beh, le idee nella testa ce le ho. Oltre che per la giunta, so che saranno eletti consiglieri in gamba, come dicevo prima, il valore che secondo me hanno dal punto di vista professionale e anche tutta l'esperienza associativa che hanno, senz'altro coinvolgerli di più negli assessorati, nel senso che il consigliere deve collaborare di più con l'assessore nei temi dell'assessore per portarli avanti insieme, perché ripeto, sono anni in cui da solo non vai da nessuna parte, ci sono tante cose da fare, tantissime, e veramente mi piacerebbe avere un consiglio e una giunta che lavorano insieme. Abbiamo sentito adesso che la sua attenzione verso alcuni lavori pubblici terrà a sé quindi l'assessorato ai lavori pubblici in caso di vittoria? No. L'assessorato ai lavori pubblici, ci sono persone che hanno molte più capacità di me in questo settore. Ecco, lei non è l'unico candidato sindaco e nel caso in cui non si arrivi alla vittoria al primo turno ma si vada in ballottaggio e il suo nome non figuri, lei darà qualche indicazione? No, a parte che secondo me gli anni in cui uno dà l'indicazione poi la gente comunque fa quello che vuole, sono convinto di questo. No, io personalmente valuterò che persone saranno elette, se non vado io al ballottaggio vedrò nelle 2 coalizioni quali persone sono elette e in base alla qualità dei consiglieri eletti magari prenderò le mie decisioni. Abbiamo sentito prima che lei è sostenuto da 3 liste e si parlava anche di una possibile 4ª lista sempre per opera
come regista di Gian Antonio Darè. Ci sarà questa quarta lista? Beh, io Gian Antonio Darè lo ringrazierò sempre per quello che mi ha dato, per come si è comportato e per l'impegno che ci mette adesso per stare al mio fianco. Gli è costato, cioè capisco, ha avuto da persona che ha portato avanti un movimento, si trova così espulso e è una gran persona. Ha proposto la quarta lista. Diciamo che non ci sono i tempi tecnici per riuscire a chiuderla, perché entro l'11 di maggio dobbiamo fare tutto, quindi ringrazio le persone che si sono rese disponibili per la quarta lista, però appunto non riusciamo a chiuderla. Lei ha programmato degli incontri pubblici per farsi conoscere nelle prossime settimane? Ce ne sono tanti. Per il giovedì sera c'è in biblioteca un incontro di Forza Italia, poi ci sarà la presentazione della lista di Tony Darè, ci saranno incontri sparsi in tutti i quartieri, ci sarà un incontro importante al Dante il 16 di, segnatevi, 16 di maggio alle ore 18:30. Su che tema? Sulla presentazione del programma, proprio, quindi invito anche i cittadini a venire a questi incontri. E poi avanti, cioè, dappertutto, in tutti i quartieri. Adesso parte la campagna elettorale, adesso ci faremo sentire. Ecco, sentivamo prima anche un incontro su Ceneda, Villa Papadopoli, questo c'è già una data? Non c'è ancora la data, ma c'è l'incontro. Quindi... Sì. E ecco, quindi quale città vorrebbe Posocco e la sua coalizione per i prossimi 5 anni e oltre? A me piace questa città, quindi voglio questa città sistemata, cioè girando il mondo, girando l'Italia, ci rendiamo conto che qui abbiamo dei problemi, indubbiamente ci sono dei problemi, possiamo migliorare, però viviamo in una città meravigliosa, veramente abbiamo tanto da valorizzare. Piacerebbe una città più positiva, più consapevole di ciò che ha, di ciò che può avere, di ciò che può creare, del mondo associativo che c'è, è un mondo associativo meraviglioso, tanta gente che si dà da fare. Dobbiamo sistemare delle cose, ma ce la faremo tutti quanti, perché veramente la città lo merita e ce lo meritiamo anche noi. E per chiudere, ecco, perché votare lei e la sua squadra l'8 e il 9 giugno? Perché siamo un gruppo di persone che anche diverse, ma tutti con l'unico obiettivo. Non siamo guidati da logiche politiche, partitiche. Siamo giovani, l'età media, per dire, della lista persona al centro è di 49 anni, tutti con esperienza professionale e associativa, e sappiamo di cosa stiamo parlando, e tutta gente che ha tanta voglia di lavorare. Grazie al candidato sindaco Gianluca Posocco per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Tra l'altro non era la prima volta, giusto, negli studi della Tenda TV ancora. No. E la città che vorrei vi dà appuntamento venerdì 10 maggio, sempre alle ore 21. Avremo con noi ospite la candidata sindaco Luisa Camatta, l'ultima candidata sindaco al momento nota, quindi per il momento ci sono 4 candidati sindaci, ma lo si saprà poi ufficialmente solo sabato a chiusura della presentazione delle liste quanti sono i candidati. E poi dalla prossima settimana doppio appuntamento il lunedì e il giovedì, e inizieremo a conoscere lista dopo lista le varie liste che compongono le coalizioni a sostegno dei candidati sindaco. Questa e le altre puntate le potete rivedere sul sito della Tenda TV, www.latendatv.it, e sui canali social. Ringrazio come sempre Federico, la regia e i tecnici, e ovviamente anche voi telespettatori, che vedo che state seguendo con attenzione, e lo dimostrano anche le tante domande che arrivano, e non tutte, mi scuso, sono riuscita a formularle, ma i tempi sono questi. E grazie ancora e buona continuazione di serata.